Dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia, Papa Francesco è tornato a celebrare la messa della Domenica delle Palme in piazza San Pietro. Il pontefice ha denunciato ancora una volta la follia della guerra. In diretta, Ignazio Ingrao. Da Papa Francesco l'invito a una tregua pasquale per far tacere le armi in Ucraina e riaprire i negoziati. Un appello forte nella Domenica delle Palme, un giorno speciale perché dopo 2 anni dall'inizio della pandemia Bergoglio è tornato a celebrare la messa in piazza San Pietro davanti a 65.000 fedeli arrivati da tutto il mondo, tanti anche i fedeli dell'Ucraina. E dopo la lettura del Vangelo della Passione di Gesù, il Papa nell'omelia ha detto: Gesù oggi è crocifisso nella follia della guerra, è crocifisso nel pianto delle madri che vedono la morte ingiusta dei propri mariti e dei figli, è crocifisso nei profughi che scappano con i bambini in braccio, è crocifisso nei giovani soldati mandati a morire. E in vista della Pasqua l'invito del Papa, l'invito cristiano al perdono per spezzare la catena dell'odio. Reagiamo ai colpi dell'odio, ha detto Bergoglio, con la carezza del perdono. Ascoltiamo le parole del Papa e poi linea allo studio. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi. Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale, ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere. No, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato. A Gerusalemme sta prendendo il via